L'ipotesi di un rigassificatore a Trieste, alla quale ha accennato ieri sempre al Forum del Mare il ministro Frattin, è già un capitolo chiuso. Lo ha chiuso il presidente della regione Fedriga oggi con una dichiarazione che non lascia spazio ad interpretazioni. Anna Vitagliani. Anche volendo proprio non si può fare. È il presidente della regione Massimiliano Fedriga a chiudere l'ipotesi non nuova ma rilanciata 24 ore prima a Trieste dal ministro dell'energia Gilberto Picchetto Frattin di fare un rigassificatore a Trieste. Purtroppo nel Golfo di Trieste, proprio dal punto di vista logistico, non ci sono posti dove fare il rigassificatore se non si penalizza l'attività del porto stesso. È stato fatto proprio uno studio in collaborazione anche con la Capitaneria di Porto e si è visto che di fatto non ci sono gli spazi per fare un rigassificatore in quest'area. Il presidente del Friuli Venezia, da una recente indagine della Capitaneria di Porto, ha dichiarato Fedriga: gli spazi nel nostro golfo non ci sono, il rigassificatore penalizzerebbe l'attività del porto. Ma ad ogni modo è anche la tecnologia che presenta delle criticità. È quanto ci spiega Vanni Lughi, professore di Scienze e Tecnologie dei Materiali dell'Università di Trieste, che parla per esempio dello spreco energetico che viene fatto nella ritrasformazione del gas da liquido, stato in cui viene trasportato, a gassoso. Ogni volta che opero un sistema di gestione o di produzione dell'energia, devo considerare quanta energia spendo per operare quel sistema e confrontarla con l'energia che effettivamente ottengo. E poi chiediamo qual è l'impatto di un rigassificatore sul territorio. Da un lato c'è un rischio di incidenti, si tratta sempre comunque di gas che in certe forme, in certe condizioni è esplosivo, infiammabile, quindi bisogna stare attenti. E poi c'è il tema del raffreddamento locale dell'acqua marina. Infatti la rigassificazione viene fatta fornendo calore attraverso l'acqua marina e quindi di conseguenza l'acqua localmente almeno si raffredderà. Divide l'idea di una nave rigassificatore a Trieste, progetto poco compatibile con l'attività portuale, dice un esperto. Buon pomeriggio dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia. A Trieste si torna dunque a parlare di rigassificatore, a rilanciare l'idea di cui con corsi e ricorsi per la verità si parla da tempo. È stato ieri il ministro Frattin dal Forum sul Mare. La sua dichiarazione non è passata inosservata, ha sollevato un dibattito che però oggi è stato stroncato dal presidente della regione, che ha detto: qui non si può fare. Anna Vitagliani. Purtroppo nel Golfo di Trieste, proprio dal punto di vista logistico, non ci sono posti dove fare il rigassificatore se non si penalizza l'attività del porto stesso. È stato fatto proprio uno studio in collaborazione anche con la Capitaneria di Porto e si è visto che di fatto non ci sono gli spazi per fare un rigassificatore in quest'area. Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga esclude la possibilità di realizzare un rigassificatore nel Golfo di Trieste e attenua così le polemiche innescate dalla dichiarazione del ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattin ieri al nostro microfono. Avere il rigassificatore anche sul Golfo di Trieste può essere importante perché noi possiamo essere soggetti esportatori oggi. Parole queste che avevano subito infiammato la politica. Rigassificatore a Trieste, esercizio ormai retorico, ha detto Deborah Serracchiani, deputata Dem. Per Trieste vocazioni e investimenti sono diversi. Possibilista invece Maria Sandra Telesca, segretaria regionale di Italia Viva, che dice l'ipotesi va studiata più approfonditamente, ma il Paese ha bisogno di rendersi autonomo dal punto di vista energetico. Per i cittadini della regione Friuli Venezia Giulia devono vedere in modo molto evidente un beneficio. Il beneficio lo devono vedere nella riduzione forte, se non quasi l'azzeramento del costo delle bollette del gas. Non consentiremo mai questo folle progetto, ha detto il triestino Stefano Patuanelli, capogruppo 5 Stelle in Senato. E fu la stessa Snam un paio di mesi fa a dichiarare che anche volendo non si poteva proprio fare, definendo infatti tramontato il progetto triestino dopo molte ispezioni di natura tecnica e ambientale, preferendo così a Trieste l'Alto Tirreno.